insomma, che è stato ricordato, ma io credo anche che sul terreno della scienza economica, accanto a Gunnar Myrdal, bisogna ricordare anche Galbraith, che Nino introduceva continuamente nei suoi ragionamenti, che conosceva per aver letto i primi testi che allora comparivano in Italia. Al di là delle differenziazioni, insomma, che pure questi personaggi avevano, tuttavia erano tutte personalità che avevano, visioni politiche di altissimo profilo e a cui Nino spesso si richiamava e spesso, consentiva ad altri, anche a me per esempio, di apprezzare, apprendere e anche di sollecitare a conoscere meglio queste elaborazioni, queste posizioni. Ma voglio dire ancora, la stessa figura di De Gasperi, che in una vulgata piuttosto approssimativa poteva apparire un uomo subalterno al Vaticano, invece con i chiarimenti, le discussioni e le informazioni attraverso Nino appunto finiva poi per apparire un uomo di grandissimo livello, non solo per il suo senso dello Stato e per la sua storia, ma anche per l'atteggiamento di indipendenza che è stato messo di recente in evidenza rispetto allo stesso Vaticano, rispetto alle posizioni che allora tentavano di imporgli. Ecco, questo tema che oggi ritorna attuale perché insomma il rapporto tra Chiesa e mondo cattolico è espressioni o riferimenti al mondo politico che si richiama al mondo cattolico, insomma in qualche modo ripropone una certa riflessione. Ma allora, ripeto, mi riferisco a un'età in cui ero ancora giovane, eravamo giovani, insomma ecco, le cose non erano così chiare come magari appaiono oggi, anche alla luce di analisi o di recupero della storia che è stato fatto e viene fatto continuamente. La polemica politica contingente talvolta non lasciava molti margini all'analisi compiuta, ma Nino era sempre una fonte attendibile di informazioni e di spiegazioni di vicende che altrimenti potevano apparire anche diverse. E così impara anche io tante cose sulla democrazia cristiana e fa piacere che, come ricordava Sotto, insomma, anche la parte era evidente, perché la lezione di Gramsci non era un patrimonio solo dei comunisti, era un patrimonio fortunatamente, diventato comune, come tante altre letture di altre personalità appartenenti a diversi schieramenti erano patrimonio comune. Conoscere i suoi uomini, anche sullo stesso ruolo di Fanfani, sebbene a mio parere non venivano meno alcune posizioni che mi apparivano incoerenti, tuttavia non mi apparivano più tanto contraddittorie rispetto all'atteggiamento di Nino, voglio dire, quantomeno le posizioni del primo Fanfani, appunto, echeggiava i Dossetti, la Pila ed altri. Naturalmente, voglio ripeterlo ancora, esprimo posizioni molto personali, talvolta non so se hanno un fondamento solido, sono ricordi e riferimenti ad un passato che così mi sembra di avere vissuto. In ogni caso si superavano le semplificazioni, questo era importante, si prendeva coscienza del ruolo delle diverse forze nella lotta antifascista, nella formazione della Repubblica, nella battaglia per l'attuazione della Costituzione. Nino era portatore di una visione di una democrazia progressiva, che era un tema particolarmente caro, insomma, anche alla cultura della sinistra, non solo della sinistra ovviamente. E quindi per lo sviluppo di un dialogo che fosse costruttivo tra le diverse forze con la diversa ispirazione e collocazione politica. Mi rimane il ricordo comunque del fatto che Nino aveva ancorato le sue posizioni a radici assai forti e fertili di quegli sviluppi che poi ha avuto nel futuro e nella sua esperienza, nella sua attività politica. La nostra attività poi ci ha portato in luoghi diversi, ma lo spirito dialogante di Nino, e Sotto lo ricordava con molta efficacia, la sua cultura si affermò, si può dire, dappertutto. Io non mi meravigliavo quando molti miei compagni di partito, io allora stavo a Nuoro, ma molti andavano anche a Cagliari e consiglieri regionali, che mi parlavano con stima ed ammirazione per la capacità che Nino aveva di discutere, di approfondire i problemi con mente libera dai condizionamenti delle logiche di schieramento. Nino è sempre stato così e quindi in questo senso era, non dico anomalo, ma insomma aveva la capacità di entrare
punto, perché la politica bisogna farla così, entrare nel merito dei problemi, se no uno da una parte uno dall'altra e il dialogo non ha senso, non si sviluppa. Quindi libero dalle logiche di schieramento. Poi negli anni 70, io vado un po' rapidamente, negli anni 70 ci trovammo nel Consiglio Comunale di Macomeri in un clima politico che era assai mutato e anche con alle spalle una migliore e più evoluta maturazione delle idee. Negli anni si cresce, insomma, e si avviò sempre, credo, ritengo, un dialogo forte, costruttivo sui temi. Allora erano presenti molto le vicende, diciamo, delle aree interne, la riforma agropastorale, insomma, lo ricordava molto bene, insomma, le questioni dello sviluppo della Sardegna centrale e della Sardegna in generale, con la capacità sempre di ancorare le proprie affermazioni, le proprie elaborazioni, le proprie argomentazioni a una visione sempre più generale. Insomma, questo era un tratto che Soddo ha espresso molto bene, ma che era una caratteristica un po' di tutti, cioè una cosa è essere ancorati alla realtà locale, ma altra cosa è saper avere la capacità di poter vedere queste cose nel contesto mondiale, insomma. E questa era una cultura e un modo di fare politica che a me oggi sembra si sia perso, ma che può essere, io mi auguro, recuperato e sviluppato molto meglio di quanto non abbiamo fatto o non abbiano fatto quelli che ci hanno preceduto. Le questioni dello sviluppo della Sardegna centrale, la questione dell'autonomia regionale, ma anche allora si ripropose un tema dell'antifascismo, perché c'eravamo in un periodo in cui erano accaduti alcuni avvenimenti che avevano riproposto con grande attualità il tema di recuperare le ragioni, insomma, dell'antifascismo. In quelle occasioni ricordo che fu possibile appunto ripercorrere anche l'esperienza della Resistenza e mettere in rilievo, questo non era un fatto scontato, mettere in rilievo il ruolo delle diverse forze, il ruolo anche delle forze cattoliche che avevano avuto durante la Resistenza. Talvolta c'era una polemica contro quelli che affermavano che la Resistenza era rossa, e questo non è vero, insomma, la Resistenza è stata un fatto di popolo generale. Poi ciascuno può averci dato anche un contributo maggiore di uomini, di idee e quant'altro, però certamente fu un'esperienza unitaria di grande portata, tant'è vero che portò poi alla formazione della Costituzione e anche in seguito alla rottura che avvenne tra le forze popolari del 47, tuttavia la Costituzione fu approvata da tutte le forze del 48. Non dimentichiamolo mai questo, da forze che già si contrapponevano in modo forte, insomma. Ecco, da queste sommarie, diciamo, considerazioni affidate alla mediazione dei ricordi, ne deriva che per me non è stato sorprendente che Nino aderisse in tempi recenti alla formazione dei cristiano-sociali dopo la crisi dei partiti nazionali degli anni 90. Io lo considero questo un atto coerente, almeno così mi sembra, con la sua formazione culturale e politica e con la sua antica ispirazione, diciamo, fanfaniana, dossettiana, shakespeariana, per non parlare poi degli altri richiami e riferimenti culturali. Io ricordo che lo incontrai a Mogoro durante una campagna elettorale, credo l'ultima, insomma, l'ultima che mi fece, adesso non mi ricordo se era il 94, quando era, insomma, che doveva fare un comizio, io dovevo parlare dopo di lui, ovviamente anche in quell'occasione Nino non aveva il microfono, quindi mi chiese di prestarmi, perché questa era una degli episodi tradizionali per la chiusura delle campagne, diciamo, elettorali di Borore. Però ecco, avevo modo, diciamo, nell'attesa che si formasse la piazza, diciamo, di chiacchierare, di conversare, insomma, ed esprimeva allora, mi ricordo, tutte le sue preoccupazioni e riserve sui problemi, diciamo, della famosa discesa in campo di Berlusconi,